23 non è il numero fortunato che tanti pensano, numero che noi speriamo possa essere di buon auspicio per i tanti che hanno comprato il biglietto della lotteria a Italia. No, 23 è il numero di anni di ritardo che si sono accumulati per fare una riforma prevista dal legislatore nazionale e regionale nell'interesse esclusivo delle mamme e dei bambini. E noi questo lo abbiamo fatto oggi. Lo abbiamo fatto a fine dicembre e lo abbiamo pubblicato il 5 di gennaio. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la verticalizzazione delle scuole siciliane, il che significa che le mamme che portano i bambini alla scuola elementare sanno che possono essere seguiti fino alla scuola media, che è una cosa giusta, perché la maestra sa il bambino, conosce il curriculum, sa cosa deve fare, sa tutto quello che serve per migliorare l'istruzione di quel bambino. E noi ci siamo arrivati con 23 anni di ritardo. E a me dispiace che non ci hanno pensato gli altri, e mi sento fortunato ad averlo fatto io. In Sicilia le scuole erano come negli anni 70, le scuole elementari e le scuole medie, assolutamente inidonee a garantire la continuità didattica che invece serve ai genitori e ai ragazzi. Noi oggi questa lacuna l'abbiamo colmata. Dal prossimo anno non ci saranno più scuole medie e scuole elementari, ma ci saranno istituti comprensivi, cioè scuole che permettono ai genitori di avere una maggiore formazione didattica e impegnano i presidi a quella sana competizione per garantire alle famiglie e ai ragazzi i servizi didattici aggiuntivi che qualificano la scuola siciliana. Non è vero che chiudono scuole, nessuna scuola chiuderà, nessun bambino cambierà scuola, gli edifici rimarranno lì, gli alunni pure, ci saranno maggiori servizi e sono contento di aver raggiunto questo obiettivo.